potrà dire di no. E nuova protesta degli espropriati della Pedemontana questa mattina a Casone di Mussolente. Ci sono stati anche attimi di tensione con gli operai del cantiere. Sit-in di protesta oggi a Casone di Mussolente degli espropriati della superstrada pedemontana veneta. Vogliono i loro soldi, pretendono il pagamento degli indennizzi da parte del concessionario SIS, chiedono che i 334 milioni di euro previsti per gli espropri vengano messi al primo punto del nuovo piano economico-finanziario dell'opera. Questa signora dovrà cedere 10.000 metri quadrati di vigneto, ma da parte del costruttore ancora niente. Per 3 anni che devono venire dentro nel nostro vigneto e io non mai assai perché non ne pagano, non sai cosa che chi avevano, non sai niente. Non le hanno fatto un'offerta? Mai fatto niente. Vogliono venire dentro, li abbiamo fermati 3 volte, sono tornati indietro. Prima di tutto, prima di parlare di indennizzo, io vorrei che si parlasse dell'emergenza, che del 2009 sono 7 anni che io vivo in emergenza. Quindi lei ha i cantieri sotto casa ma non sa ancora quale sarà l'indennizzo? Che vita è questa qua? Io le dico la verità, dovevo ristrutturare un po', dare le tinte eccetera, sai, nella casa, nell'abitazione c'è sempre qualcosa da fare, però sono 10 anni che non faccio più niente perché hai paura che vai domani te la buttino giù o devi scappare via e quindi si vive così giorno per giorno. Loro qua stanno rubando non solo il materiale ma ti rubano anche l'animo che hai, cioè ti rubano la vita, cioè non hai neanche più forza e vogliono esaurire la gente. E stamattina ci sono stati attimi di tensione quando un autista ha agganciato la recinzione con il camion e non si è fermato rischiando di travolgere i manifestanti. Sono intervenuti anche i carabinieri per ristabilire l'ordine pubblico.